Straordinario miracolo, un crocifisso muove un braccio durante una santa messa. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che è accaduto purtroppo in una località che non conosco, di cui non ho assolutamente idea di dove si possa trovare e che ha riguardato un crocifisso. Uno dei tanti crocifissi che, si possono trovare nelle chiese, all'insegna di una, forma molto particolare con un braccio schiodato e che riproducono, nelle loro fattezze il famoso crocifisso che si trova in una località della Galizia in Spagna, precisamente Furelos, in un paese non lontano da Santiago de Compostela. E la chiesa che conserva l'originale di questo crocifisso è la chiesa di San Giovanni. In questo crocifisso che si trova in Spagna con il braccio schiodato fu donato alla chiesa di Furelos da un artigiano proprio che si trovava in Santiago de Compostela. Qual è la storia di questo crocifisso? Questo crocifisso praticamente ecco, si trovava in una chiesa, appunto quella di San Giovanni, in cui si recava quasi tutti i giorni per la confessione un uomo che puntualmente nel confessarsi rivelava, raccontava al sacerdote sempre lo stesso grave peccato, quindi non dimostrando nessuna volontà in qualche modo di cercare di recidere questo grave peccato dalla sua vita, era troppo debole ecco, per riuscirci e a un certo punto il sacerdote, non avendo visto nel penitente un impegno a sradicare questa grave colpa dalla sua vita, decise un giorno di negargli l'assoluzione. A un certo punto il crocifisso che si trovava nella chiesa ehm, staccò una delle sue braccia appunto dalla croce e disse chiaramente al sacerdote: se non vuoi assolverlo tu, lo assolvo io, e benedisse e assolse il peccatore con la formula appunto che tutti conosciamo. E poi quando il sacerdote chiese a Cristo come mai aveva deciso di fare quel grande gesto di misericordia, Cristo gli rispose: perché tu non hai versato il sangue per questo peccatore come ho fatto io. Bene, allora che cosa è successo? Che in una località, di cui non conosco il nome, in cui c'è una riproduzione del Cristo col braccio schiodato, che ricorda appunto, l'evento straordinario che è accaduto in Galizia, durante la celebrazione di una santa messa, si è verificato un fenomeno per cui, il crocifisso ha incominciato a sollevare il braccio schiodato fino a che questo braccio non s'è riattaccato da solo a uno dei bracci della croce. E si tratta di un fenomeno veramente straordinario, insomma, che ciascuno poi può interpretare come crede, però sembra essere di natura soprannaturale. E quindi che dirvi carissimi, io vi lascio a queste immagini che documentano questo miracolo straordinario, lasciandole appunto alla vostra valutazione e anche alla vostra meditazione. A presto carissimi, santa giornata.